Buongiorno da Leandro Maggi, lo dico in diretta. L'Università degli Studi di Padova ha organizzato nel Museo regionale della bonifica di Cavendramin l'incontro Le mappe del Delta, nuove vie per unire accademia e territori. L'incontro è stato curato dall'Ente Parco Naturale Regionale Veneto Delta del Po, dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione, Bloom Business and Medium, società di consulenza specializzata nel comunicare l'innovazione, e da Studio Blu, un gruppo che si occupa di comunicare la scienza e la ricerca con particolare attenzione nello sviluppare l'incontro tra il mondo scientifico e il mondo imprenditoriale. La data di oggi fa parte di un percorso a più tappe per rafforzare le competenze del Dipartimento e che agisce su due fronti: migliorare la comunicazione dell'attività di ricerca e, secondo obiettivo, porsi in ascolto attivo di imprese per percorsi condivisi di ricerca e innovazione. Questo primo incontro fa parte di un progetto che continuerà anche nel mese di marzo, dove il personale del Dipartimento sarà coinvolto in una tappa a Padova, dove le idee maturate diventeranno progetto concreto di narrazione del Delta. Infine, entro l'autunno 2023 sarà fatto un bilancio del progetto. Ascoltiamo uno dei relatori di questa giornata. Però c'è della strada da fare su questi ponti da costruire per migliorare il lavoro insieme, per imparare a conoscersi, a riconoscersi e collaborare in vista di progettualità e di sviluppo di ricerca e di prodotti che possa avere efficacia. Il problema, l'ha sottolineato sia lei che il relatore, la velocità dell'accademia, che è molto più lenta, e la necessità delle aziende di essere veloci sul campo e decidere in maniera anche autonoma scelte importanti. Come si può conciliare queste due anime? Probabilmente quello che anche con un progetto come questo, che nasce proprio come progetto di co-creazione, quindi di riflessione e poi di pratica insieme, è quello anche di capire dove sono queste criticità possibili, questi limiti, e anche darsi dei ruoli diversi, magari in dei partenariati. Quello che andremo a fare, questo progetto appunto nasce come workshop oggi, ma poi continuerà e svilupperà anche delle attività sul territorio, mettendo in rete aziende dell'area del turismo, del territorio, enti locali e università. Ecco, probabilmente dando a ciascuno il giusto ruolo e facilitando il dialogo. Non a caso appunto siamo stati chiamati a intervenire in questo lavoro, il mio studio, insieme a Bloom, che è un'altra società che si occupa di comunicazione dell'innovazione con base a Padova, ma appunto in questo momento lavora con noi in questo territorio, perché forse in questo momento c'è bisogno di una facilitazione per riuscire a costruire dei partenariati in cui ognuno trovi la propria identità e sia messo nella condizione di esprimerla al meglio.